Buongiorno da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. Caltanissetta passeggia da sola in centro e viene aggredita. La ragazza riesce a sfuggire alla tentata violenza sessuale e chiede aiuto ai carabinieri. Un arresto. Taormina, infermiere arrestato per abusi su un minore disabile. Le indagini partite da una segnalazione della scuola. Palermo, un ordigno esploso nella notte in un bar vicino allo stadio. Danni a un distributore di sigarette. Ieri l'arresto del giovane che ha ferito una ragazza con un colpo di fucile. Guerra ai botti illegali. La Guardia di Finanza sequestra fuochi pericolosi e maltenuti. Le operazioni a Palermo, Trapani e nel Catanese. Catania, il questore Bellassai traccia il bilancio dell'attività delle forze di polizia rinnovato. L'impegno a non sottovalutare alcun allarme. Atterrati ieri sera Angelo Papale e la figlia di 4 anni bloccati a Teheran perché la madre della piccola iraniana le aveva sequestrato i documenti. Il 12 gennaio l'udienza davanti al tribunale di Caltagirone. Calcio, il Catania si gode la pausa natalizia da campione d'inverno. Intanto la dirigenza rossazzurra pensa già al calciomercato invernale. Obiettivo primario: rinforzare il centrocampo. Buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con 2 brutte storie di violenza che arrivano da 2 diversi centri della Sicilia. Fra poco vi parleremo di una violenza sessuale nei confronti di un 14enne da parte di un infermiere che poi è stato arrestato. Ma prima cominciamo da un'altra storia. In pieno centro, nel tardo pomeriggio, una studentessa a Caltanissetta avrebbe subito una violenza in strada, ma sarebbe riuscita poi a reagire, a chiedere aiuto, a gridare l'aiuto dei carabinieri che sono intervenuti. Sentiamo Rita Cinardi. Stava camminando da sola lungo una via del centro storico di Caltanissetta per fare rientro a casa quando sarebbe stata avvicinata e molestata da uno sconosciuto. Vittima, una studentessa universitaria di 23 anni proveniente da un'altra provincia che ha reagito con lucidità e coraggio riuscendo a divincolarsi e chiedere aiuto. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe sbucato improvvisamente da una delle vie del centro, si sarebbe avvicinato alla ragazza iniziando a palpeggiarla contro la sua volontà. La studentessa, nonostante l'imponente stazza dell'uomo, ha reagito urlando e attirando l'attenzione dei passanti, riuscendo infine a sottrarsi all'aggressione. Proprio in quel momento una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile stava transitando nella zona per il controllo del territorio. I militari sono intervenuti immediatamente bloccando l'uomo e prestando soccorso alla ragazza. Il presunto aggressore è un 32enne originario del Mali, in Italia da alcuni anni e senza fissa dimora. L'uomo è stato arrestato in flagranza con l'accusa di violenza sessuale. A suo carico risultano precedenti di polizia, ma non per reati di questa natura. Dopo l'arresto è stato condotto in carcere. Il giudice per le indagini preliminari ha poi convalidato il provvedimento disponendo la scarcerazione con il divieto di dimora nel comune di Caltanissetta. E adesso vi raccontiamo quella storia della quale accennavamo in apertura, che arriva da Taormina. Un 63enne infermiere è stato arrestato per abusi su un 14enne disabile. Le indagini sono partite da una segnalazione scolastica. Francesco Triolo. Avrebbe abusato di un 14enne dalle ridotte capacità nei momenti in cui lo aveva in affido per accudirlo. È l'accusa contestata ad un infermiere di 63 anni originario di Partinico in provincia di Palermo, che è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Taormina per violenza sessuale aggravata. Nei confronti dell'indagato la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Messina su richiesta della procura. Le indagini avviate dopo una segnalazione delle autorità scolastiche condotte dai poliziotti del commissariato di Taormina si sono avvalse anche di intercettazioni telefoniche ed ambientali. Secondo la procura di Messina, che ha coordinato le indagini, l'attività investigativa svolta ha consentito di raccogliere gravi indizi di reato nei confronti del 63enne, che avrebbe abusato del minorenne in auto e in un garage, approfittando dei momenti in cui il minorenne gli veniva affidato e delle ridotte capacità dello stesso. Il 63enne, dopo l'arresto, è stato condotto in carcere a Messina. E adesso ci spostiamo a Palermo, altri episodi di violenza da raccontare. Un ordigno esploso nella notte in un bar di via Brigata a Verona, nei pressi dello stadio, danni a un distributore di sigarette, mentre, ricordiamolo, ieri c'è stato l'arresto del giovane che ha ferito una ragazza con un colpo di fucile. Marco Gullà.
Un boato nella notte, un ordigno è stato fatto esplodere nel distributore di sigarette di un bar in via Brigata Verona di Palermo. A posizionarlo sarebbe stato un uomo arrivato sul posto a bordo di uno scooter elettrico. La deflagrazione ha mandato in frantumi i vetri, la tettoia e il gazebo dell'esercizio commerciale. I militari dell'arma hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire all'autore del gesto. Una scia di violenza continua, un altro episodio che scuote la città dopo il ferimento di Valentina Peonio, la 33enne, colpita da un colpo di fucile da caccia nella notte tra sabato e domenica nei pressi di Piazza Nascè. Ieri l'arresto del 21enne che ha sparato. Si chiama Giuseppe Calì ed è residente nel quartiere di Borgo Nuovo. Non ha saputo spiegare il perché girasse armato. L'indagato, che è stato portato in carcere per detenzione di arma clandestina, è indagato anche per lesioni, omissione di soccorso e spari in luogo pubblico. Le indagini proseguono. A incastrare Calì ci sarebbero le immagini delle telecamere, le testimonianze della vittima e di un'amica. Il giovane ha anche detto di non aver avuto la volontà di premere il grilletto e che si sarebbe trattato di un incidente. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha intanto deciso di istituire la quarta zona rossa in città, nell'area tra Piazza d'Osturzo, via Puglisi Bertolino, Piazza Nascè, via Isidoro Carini, via Archimede, via Daita, via Turati e Piazza d'Osturzo. La misura, spiegano dalla prefettura, consentirà di inibire la presenza di persone già denunciate per attività illegali e violente. Nella guerra ai botti illegali, le operazioni che appunto vi raccontiamo in questo servizio della Guardia di Finanza in Sicilia, ci sono stati molti sequestri a Palermo, Trapani, ma anche nel Catanese. Orazio Longo. Luci decorative, accessori per gli alberi di Natale, palle, stelle filanti, capelli d'angelo, elfi e giochi vari. Tutto esposto alla vendita, ma con informazioni incomplete e fuorvianti in merito all'origine dei prodotti. Insomma, dei falsi made in Italy, secondo gli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo, che a Carini, in una operazione prenatalizia, hanno sequestrato 1 milione di addobbi natalizi già posizionati, come si vede dalle immagini negli scaffali, e 44.000 artifici pirotecnici illegali, per un totale di 8 quintali e una massa esplodente di 176 kg. Tra il materiale sottoposto al sequestro vi erano i classici fuochi d'artificio, ma anche ordigni che simulano per forma ed effetti candelotti di dinamite, capaci di produrre fortissime detonazioni estremamente pericolose. Ma la guerra ai botti illegali si estende di fatto a tutte le province siciliane. A Trapani i Baschi Verdi hanno sequestrato 170 kg di fuochi pirotecnici custoditi in uno scenario ad alto rischio, tenuti a terra nelle vicinanze di confezioni di alcol etilico, sotto pesanti scatoloni che ne deformavano la confezione. Alcuni fuochi erano addirittura esposti accanto a una piastra da cucina recentemente utilizzata. Il responsabile è stato deferito per il reato di fabbricazione o commercio abusivo di materiale esplodente. In provincia di Catania, Mascalucia e Paternò le Fiamme Gialle hanno sequestrato circa 200 kg di materiale pirotecnico, circa 60.000 articoli detenuti per la vendita in locali non idonei in assenza delle necessarie autorizzazioni, denunciati i titolari degli esercizi commerciali. È tempo di auguri anche istituzionali, ma è tempo anche di bilanci. Cominciamo con l'ARS e sentiamo appunto le dichiarazioni, gli auguri di Gaetano Galvagno appunto nell'incontro con la stampa parlamentare. Il Presidente si è detto soddisfatto per l'approvazione della manovra, ma spinge anche verso il rimpasto della Giunta Schifani. Luca Ciliberti. Credo che dopo 3 anni e qualche mese un rimpasto sia fisiologico e che fare una riflessione appunto su un rimpasto sia cosa buona e giusta, no? Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno all'indomani dell'approvazione della finanziaria è un fiume in piena. Nel consueto scambio di auguri con la stampa parlamentare regionale nella sede ARS di Catania, Galvagno parla di una manovra pesante dal punto di vista dell'impegno, arrivata con 28 articoli, uscita dalla Commissione Bilancio con 134, poi ridotta per lo stralcio agli ordinamentali e agli altri articoli. È il terzo anno consecutivo senza esercizio provvisorio e non ci sono precedenti, almeno dal 1965. Molti deputati purtroppo che hanno lavorato per 45 giorni su una legge di stabilità a grande respiro, dove nessuno ha evidenziato che non c'è nessun genere di maxi emendamento, non c'è nessun genere di mancetta, non c'è alcun genere di inciucio, e pertanto molti deputati sono rimasti nel volgare termine che è stato utilizzato a bocca asciutta, e questa intesa la parola.
Sul tema della tenuta della maggioranza, poi Galvagno ha tenuto a precisare il ruolo della componente della DC. La componente della Democrazia Cristiana, noi dovremmo soltanto dirgli ai deputati che sono rimasti in aula senza avere neanche un rappresentante all'interno della Giunta, grazie, hanno dato un appoggio esterno, sono rimasti la maggior parte, se non ricordo male, fino al voto finale, e questa è una valutazione che dovrà fare chiaramente il Presidente della Regione circa il proseguio. E adesso il questore Bellassai, il questore di Catania, che ha tracciato un bilancio dell'attività delle forze di polizia costantemente impegnate per non sottovalutare alcun allarme. Desiree Ferlito. 1256 perquisizioni, 956.714 grammi di stupefacenti sequestrati e 254 armi. 8 milioni di euro confiscati. È un bilancio in crescita quello presentato nell'incontro di oggi con la stampa del questore di Catania Bellassai. Tirate le somme di un anno impegnativo e complesso, sempre con le esigenze del cittadino e il benessere della città di Catania al primo posto. E i risultati sono, ritengo, dei risultati, come ho detto, lusinghieri, assolutamente positivi. Un presidio sul territorio costante che mira a rendere la città, spesso in quest'ultimo anno segnata da violenze e fatti di sangue, più sicura. Nessun singolo grido d'allarme, ha ribadito Bellassai, è stato mai fatto cadere nel dimenticatoio. L'obiettivo è instaurare un rapporto di fiducia con i cittadini. La fiducia e la collaborazione attraverso la fiducia dei cittadini, e conquistare la fiducia dei cittadini non può prescindere dal prendere in seria considerazione tutte le loro istanze. Oltre 400 gli ammonimenti a tutela delle donne, nessun femminicidio nella città di Catania in quest'ultimo anno. La polizia ha monitorato costantemente le situazioni di pericolo in tutta la provincia etnea. E poi il problema dello spaccio di stupefacenti, tantissimi quartieri interessati. Vogliamo essere martellanti, ha detto Bellassai. L'estensione del fenomeno impone una riflessione amara sul consumo. E poi ultimo, ma non per ultimo, la presenza della polizia nelle scuole. Una polizia moderna, che sa bene che la legalità non passa solo dal contrasto, ma anche dall'educazione e dalla cultura, da trasmettere quotidianamente agli studenti. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi ci occuperemo dei rincari che riguardano il settore alimentare e quello che normalmente è ciò che si acquista per i cenoni e anche per il pranzo di Natale. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, corsa all'acquisto degli ingredienti per il menù di Natale tra vigilia e pranzo. Ma quanto costa sedersi a tavola durante queste festività? Le associazioni dei consumatori hanno fatto i conti in tasca agli italiani. Simona Mazzone. Signori, è aperto il buffet! Ogni Natale che si rispetti non può definirsi tale senza un pranzo o un cenone che non sia all'altezza. Ma quanto ci costa? Il budget è più o meno quello dello scorso anno, ma a causa dei rincari, in questo 2025, ogni famiglia ridurrà di una portata il menù della vigilia, del giorno di Natale o del cenone di Capodanno. Parola dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, secondo cui la maggior parte degli italiani trascorrerà la cena del 24 a casa propria o in quella di parenti e amici. Solo il 30% prenoterà pranzo di Natale o di Capodanno al ristorante. Per l'indagine commissionata da Facile.it, circa 64 euro è la spesa media pro capite per pranzi e cene natalizie, per un totale di 2,7 miliardi di euro. Secondo il Codacons, cacao e cioccolato in polvere sono aumentati del 27% su base annua, il caffè del 18,4%, la carne tra il 7 e l'8%. Tra i cibi con prezzi maggiorati troviamo anche pesce e molluschi, pollo, frutta secca e noci, formaggi stagionati e uova, tutti in aumento dal 4 al 7%. Pranzi e cene in compagnia, basta non abbuffarsi. Voglio morire, mi voglio ammazzare, voglio morire mangiando. Cosa posso fare per farmi perdonare? Passami gli spaghetti, né? Alcuni dati sono in controtendenza, ad esempio l'olio di oliva scende il prezzo rispetto allo scorso anno di oltre il 17% e una lieve riduzione del costo degli spumanti, circa il 3%, che potrebbe rendere meno oneroso il tradizionale brindisi natalizio.
Moglie mia, io non so dove sei, ma ovunque tu sia, io faccio un brindisi alla facciaccia tua. E alla salute mia! Alla salute! Una tromba marina si è formata alle prime luci dell'alba al largo di Licata. Ecco, lo stiamo per vedere. Il vortice non ha raggiunto la costa, dirigendosi verso il mare aperto e dissolvendosi senza provocare danni. La situazione è sotto controllo ed è monitorata dalla Capitaneria di Porto. Nel resto dell'isola, intanto, continuerà ad essere instabile il tempo anche durante le feste, con piogge sparse. Vi raccontiamo una storia, sono rientrati in Italia ieri sera Angelo Papale e la figlia di 4 anni che erano stati bloccati a Teheran perché la madre della piccola, una donna iraniana, le aveva sequestrato i documenti. Fondamentale l'intervento della Farnesina, ci racconta tutto Emanuela Corsi. Natale a casa, questa è la notizia migliore. Arriva come il regalo più bello possibile. Faranno il Natale a casa Andrea Papale e la sua bimba di 4 anni che ieri sera sono atterrati a Catania con un volo proveniente dall'Iran. Padre e figlia da 2 mesi erano bloccati a Teheran, impossibilitati a rientrare in Italia perché la bambina era priva dei documenti per viaggiare. Una storia che inizia 2 anni fa e che Andrea, nonostante la stanchezza, ci racconta. L'uomo, originario di Caltagirone, aveva sposato a Milano una donna iraniana. Dall'unione era nata la piccola. Diciamo che un giorno è andata in vacanza e ha deciso di non tornare più, per cui ha sottratto la bambina più di 2 anni fa. La donna era tornata in Iran e Andrea spesso si recava nel paese mediorientale per rivedere la figlia. A un certo punto sono rimasto nel territorio iraniano come l'unico tutore legale della bambina perché mia moglie si è allontanata senza alcuna organizzazione o autorizzazione. Per cui avevo difficoltà e ero impossibilitato a tornare nel territorio italiano perché alla bambina erano stati trattenuti o sequestrati i documenti. Una vicenda internazionale che nelle scorse settimane aveva sollevato forte preoccupazione sul piano umano e giuridico. Il rientro in Italia è stato reso possibile grazie all'intervento del consolato italiano e dell'ambasciata e l'ufficio tutela minori della Farnesina che hanno provveduto al rilascio di un documento valido per l'esproprio temporaneo, consentendo così il ritorno della minore nel territorio nazionale assieme al padre. Con il rientro in Italia si passa adesso all'autorità giudiziaria italiana. Ovviamente in contemporanea in Iran seguiranno processi separati, non fosse altro per la doppia giurisdizione, preparati per ottenere quello che è un diritto, dico sempre, non più dei genitori ma più della bambina. È già stata fissata per il 12 gennaio l'udienza davanti al giudice italiano. E dopo questo telegiornale ci occuperemo con Sicilia 24 Focus del Natale solidale dei volontari che tutto l'anno si prendono cura di chi è in difficoltà e vive per strada, oltre chi è in carcere. Giusy Lazzara ne parlerà con Maria Giovanna Italia, Officina Social Meccanica, Vincenzo Raccampo dell'Associazione Cristo nei Poveri di Palermo e Alessandro Venezia della cooperativa Il Mosaico di Catania. L'appuntamento, ve lo ricordo, dopo questo telegiornale alle 14:30 su Telecolor, ma anche in streaming su siciliaweb.it. Ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo con il calcio. Siamo al calcio. Dopo la fine del girone d'andata e Serie C col primo posto, la dirigenza del Catania può pensare al calcio mercato invernale. Obiettivo primario quello di rinforzare il centrocampo della squadra. Francesco Triolo. Concluso il girone d'andata, la pausa natalizia è l'ideale per iniziare a concretizzare i primi movimenti di mercato. Il Catania deve operare in entrata soprattutto a centrocampo e sono 4 i nomi per la mediana. La priorità è cercare un centrocampista al posto dell'infortunata Loi e, come spiegato da Alessandro Vagliasindi a Corner, il Catania segue 4 piste. In pole position c'è Emmanuel Ghiaboua, mediano 24enne in forza all'Avellino, ma il cui cartellino è di proprietà dell'Atalanta. Le alternative valutate sono il 28enne Andrea Vallocchia della Ternana, già seguito la scorsa estate, il 29enne Luca Palmiero dell'Avellino e il 28enne Giuseppe Carriero del Trapani ed ex rossazzurro. La dirigenza è al lavoro per effettuare un rinforzo per reparto nel mercato di gennaio. In avanti l'obiettivo noto è Giovanni Bruzzaniti. L'incontro programmato c'è stato ma senza esiti risolutivi. Il contatto tra i dirigenti di Catania e Pineto ha comunque avvicinato le parti.
La società rossazzurra ha formalizzato la sua offerta poi per il trequartista calabrese, il cui cartellino è valutato circa 500.000 euro, proponendo 3 anni e mezzo di contratto. La trattativa per Bruzzaneti, non convocato in occasione di Pineto Guvvi ufficialmente per un problema muscolare, è a buon punto. Per la difesa invece il club rossazzurro continua a seguire Mirko Miceli del Monopoli, 34 anni. Le richieste della società biancoverde al momento però sono ritenute troppo elevate. E con questo servizio si chiude questa edizione del nostro telegiornale. Il prossimo appuntamento con Sicilia 24 alle 19. Vi lascio a Giusy Lazzara e a Sicilia 24 Focus. A tutti buon pomeriggio.